5.000 mi piace e scrivimi qui sotto nei commenti un'altra sfida da fare su Instagram coi calciatori. Non so più cosa fai da sola. Ciao, benvenuti a Bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, tornerò a fare un video che vi è piaciuto, o comunque un tipo di video che vi è piaciuto. Prima di cominciare e di spiegarvi tutto, lasciate tanti mi piace, tanti commenti, vi leggo, scrivetemi qui sotto qualche altra sfida da fare di questo genere. E soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale perché ci ho fatto caso, siete tanti a guardare i miei video e io di questo sono veramente onorato ed orgoglioso, però non tutti sono iscritti, quindi dai. Allora ragazzi, oggi cosa farò? Andrò a scrivere a 50 calciatori di Serie A, Serie B, mo vediamo un attimo, e gli chiederò di rispondermi con una nota vocale. Adesso voi direte, poi è una stronzata, oh quello è già normale per rispondere ad un messaggio, ma pure a metterti soltanto il cuore sa fanno prega. Figuratevi a mandarvi una nota vocale su Instagram, quindi io ci proverò. Ovviamente raga, questi calciatori scriverò su Instagram, quindi se non mi seguite ancora fatelo. Superallan 5, vi lascio anche il link in descrizione, seguitemi, dobbiamo arrivare piano piano a 70.000. Mamma mia, un freddo in cuore già a dirlo questo numero. Seguitemi. A tutto questo c'è da aggiungere un'altra difficoltà, perché come se non bastasse, io sto registrando questo video il 14 giugno, cioè quindi in pratica a campionato finito, quando stanno tutto quanto in vacanza, e io però ci proverò. Ecco, non avendo niente da fare, prendo nel telefono pure una volta ogni tanto, dicevo boh, fammi rispondere a su strunz. Non solo mi devono rispondere, mi devono mandare pure l'audio. Ma ci provo, sto facendo una cosa complicatissima. Infatti secondo me A non mi risponderà nessuno, B questo video non uscirà mai. Ciao. Allora raga, la prima cosa che farei è quella di andare sulla pagina ufficiale della Serie A e andare a vedere, diciamo, loro chi seguono. Il primo proprio con il quale ci voglio provare è Ciccio Caputo. Allora diciamo, perché Ciccio Caputo? Frate, perché Ciccio Caputo è a storia. Allora, il messaggio è: ciao Ciccio, piacere Giovanni, sono uno youtuber. Capo non è mai over in David. Sono uno youtuber? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Sto registrando un video e volevo chiederti se potresti inviarmi un messaggio vocale dicendo ciò che vuoi. Anche un semplice ciao. Ciao. Ma ti immagini trovo tipo un calciatore che mi segue, che non è mai proprio possibile nell'universo, che mi dice ciao. Noi oggi rotte cose là. Diversi calciatori me lo hanno già mandato. Beh, cavaccio, proprio figli e già me l'hanno mandato, dice frate, sto aspettando sull'attimo. Ti amo, grazie in anticipo. Ci metto il braccino e il cuore blu, perché nel mio cuore ci sei tu. Il secondo con il quale proverò, Patrick Ciurria, Patrick del Monza. Fammi andare a cambiare il nome. Ciao Patrick. Andiamo avanti. Chi è questo? Dell'Empoli, Samuele Perisan. Urtire. Ma non è mai uguale. Vabbè, ci vanno pure a Instagram 4.000 follower con la spunta blu. Non mai sapere. Salvatore Esposito. È pure Navala. La Spezia. Vai, proviamo con lui. Ciao Salvatore, sono Giovanni. Sono un youtuber calcistico. Vabbè, il resto già lo conoscete. Un altro calciatore al quale potrei mandarlo è Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Ciao Pasquale. Sai, no, sono Giovanni. Un youtuber calcistico. Cioè, io mi immagino un calciatore, no, che stava suoi, sta moglie che è innamorata, ne sa, che figlia, che compagna, un coppia spiaggia sperduto pataterni, si trovano messaggi nelle richieste. Cioè, puoi mandare un messaggio vocale? Cioè, ma come mi hai pigliato a me? A parola! Mandamelo in un messaggio vocale. Io sono contento. Nicolo Fagioli, 1 milione di follower. E quando mi risponde, quando l'ha fatto 1 milione di follower Nicolo Fagioli? Da nottata. Lovric, dell'Udinese, che ci ha anche segnato nell'ultima partita e si va a Udine a cagare sotto Lovric con un gol bellissimo, per amore di. Vediamo. Ciao Sandy, piacere Giovanni. Non mai sapevi Sandy Lovric. Pietro Pellegri del Torino. Non mai sapevo vero Pietro. Ok. Antonio Iervolino della Salernitana. 8.000 follower. Tanto se non mi rispondi, cioè vuol dire che sei proprio poco umile. Piacere Giovanni. Piacere Peppa Brescia. Castamano. E Kim, come ce la scrivere a Kim? Kim. Lorenzo Colombo del Milan e a Lecce attualmente. Proviamo con Lorenzo Colombo. Sto vedendo qualche altro giocatore. Antonino Gallo. Vai, mandate il messaggio pure ad Antonino Gallo. Ok. Michele Di Gregorio. Secondo me è qui che devo spingere. Ciao Michele, sono Giovanni, uno youtuber calcistico. Vediamo se Michele mi manda un audio vocale o manda direttamente a fanculo. Gianluca Frabotta. Non mi risponderà mai Gianluca, però uno ci prova ragazzi. Fabiano Parisi.
Parisi dell'Empoli, mi piace tanto. Ciao Fabiano, sono Giovanni. Oh, come chi? È Baldanzi, parla col Baldanzi. Baldanzi mi conosce perché mi ha risposto. Procurating, Fabiano risponde. Allora, scendiamo per la prima volta in Serie B, che poi non è tanto Serie B perché adesso il Cagliari è stato promosso in Serie A e quindi Giorgio Altare. E vediamo se è umile. Dai Giorgio. Poi per il momento 14 giocatori hanno ricevuto il mio messaggio e quindi sto per essere bloccato da 14 atleti. Allora andiamo avanti. Qui c'è Matteo Cancellieri, non so se già io l'ho mandato l'altra volta un messaggio. No, ciao Matteo. Proviamoci anche con lui, Edoardo Bove della Roma, bel talento. Ciao Edo. Saluto ma di ballo, io andavo a dire. Sempre in casa Roma, adesso andiamo da Cristian Volpato. Sono uno youtuber calcistico. Immagina chi gli dice cagabuca. Wow, come godrei. Almeno mi rispondesse. Però sempre con una nota audio, mi raccomando. Allora andiamo avanti. Artur Cabral, Fuse Gamer in arte. Ciao Artur, sono Giovanni, sono uno youtuber calcistico. Vabbè, ma tu già mi sai perché comunque facciamo anche dei video insieme. Sto registrando un video e volevo chiederti se potresti inviarmi un messaggio vocale dicendo pure ma si può tutto stronzo. Mi accontenterei lo stesso. Andiamo avanti. Ma stanno tutto straniero. Il genere italiano è macagana. Giorgio Scalvini, che mi pare già avergli mandato un messaggio nel precedente video, infatti sì, in una cagata proprio. Gli cancello quello precedente perché io se no chi se lo prende per uno stalker e gli mando quello nuovo. Andiamo di nuovo a Lecce e c'è Pietro Ceccaroni che ha 7800 persone che lo seguono. Allora Pietro, nessuno ti scrive, un messaggio c'hai, quello del sottoscritto, ma potessi mandare un messaggio vocale. Ora dicevo come stai, a posto a casa, inviato. Wow, aiu Davide Marfella, che dite, ci provo? Tra l'altro segue anche a Sciale, proviamoci. Piacere Giovanni, sono uno youtuber calcistico e tifosissimo del Napoli. Dai, Davide, ma mandami un messaggio vocale, Giovanni. Andiamo, scendiamo un altro po' più giù. Alberto Brignoli. Guarda, tra l'altro c'ho la chat aperta con lui. Perché? Perché voglio, vi ricordate, no? Quel gol che fece contro il Milan e io gli feci un video e lui mi rispose, stupenda. Ah, e mi chiese anche, posso avere il video che hai creato per favore? No, vabbè. Ciao Alberto. Va conferenza, va compagni la vita. Sto registrando un video, vediamo. Oh, con lui ci ho avuto già un contatto. Speriamo. Ne ho trovato uno del Palermo e di Salerno. Frate, sei di Salerno, si è qua. Peppe Fella. Tra l'altro, mi è venuto in mente una cosa. Al Palermo dovrebbe giocare anche Tutino, ex Napoli. Alla fine di tutto gli dicevo FNS. Solo a lui, forza Napoli sempre. Allora, vediamo qualcun altro. Pasquale Schiattarella. Pascal, sai chi scala? Totorin d'ascensore. Federico Di Marco è molto social. Ci proviamo. Molto social, però è abbastanza seguito. Oh, a lui voglio Riccardo Improta, Benevento, cioè Manadurais, si può mai sapere. Manolo Portanova, Genova, proviamoci. Ciao Manolo. Un altro del Benevento che adesso mi è uscito, Gennaro Acampora. Ciao Gennaro, oppure Jenny, come preferisci, siamo compagni, no? Caldirola del Monza, pure. No, voglio, ha già pure sta pazzia. Arturo Vidal, che ho visto che a volte visualizza cose, manda messaggi, non mi cacchera ne mai c'ha 20 milioni di seguaci, non mai sapere. Scusate. Ciao Arturo, ce l'ho sempre tu. Oh, mano. Allora, io scorrendo sempre tra i seguiti della Serie A ho trovato Hans Hatebel dell'Atalanta, difensore. Ciao Hans. Oh, Nicola Sansone. Ciao Nicola, piacere, sono Giovanni, youtuber calcistico. Mandami un messaggio, dai. Un altro che pure voglio mandargli un messaggio è Riccardo Saponara. Federico Ceccherini del Verona. Aspetto solo te, frate, fallo. Io mi mando un messaggio pure a Diego Falcinelli. Ma io che Diego Falcinelli. Ciao Diego, piacere Giovanni. Le camere foto a me. Gianluca Lapa. Guarda, il numero 1,8 Gianluca Lapadula. Se mi sa follato po'. Mettersi follower. Io restando sempre in Serie B ho trovato Lagumina. Ciao Nino, inviato. Luca Pellegrini della Lazio. Proviamo. Ammalug. Sebastiano Luperto, ex Napoli, ora all'Empoli. E rispondo però. Così per il meme a Gianluigi Donnarumma. Gigio. Questo account non può ricevere il tuo messaggio perché non consente nuove richieste di messaggio a tutti.
Andrea Pinamonti del Sassuolo. Vai Andrea, va. Ciao ciao, fammi sapere. Paolo Dybala, la Joia. E Spinazzola della Roma. Poi a Pavoletti, Pavoloso. Ciao Leo. A conferenza, a Cubane. Ho trovato anche Raffaele Maiello, che sta al Bari. E ci mandiamo pure a Raffaeligno, si chiama su Instagram. In via. Speriamo bene, vai giù. Io pure stai pensando una cosa. Ma vado proprio nei seguiti di Tutino pure, no? Casicuro trova tutti quelli là di Napoli, napoletani. Per esempio ci sta questo Salvatore Monaco. Wow, questo è Popi Napoli, cioè il nome è Popi Napoli. Non lo conosco, però se no è Popi Napoli, frate, Salvatore. Mo io lo mando pure a lui. Guardi, incredibilmente arriva il primo messaggio vocale. Ve lo giuro, non me lo sarei mai aspettato. Comunque è passato un giorno, sto controllando man mano se mi arriva qualche messaggio. Ed il primo è proprio quello di Gennaro Acampora, centrocampista napoletano del Benevento. Adiù, non ci credo, poi vi faccio ascoltare come andate, perché come vedete non l'ho ancora aperto. Cioè è una sorpresa pure per me. Sentiamo. 9 secondi di mina. Come hit. Ciao Giovanni, mi auguro che il tuo canale possa avere sempre più successo e forza Napoli, un abbraccio grande. Voglio bene Gennaro, bellissimo veramente. Vai, sapere proprio che è proprio in Napoli. Grandissimo Gennaro, non lo conosco, è la prima volta. Gli dico grazie mille fratello, forza Napoli sempre col cuore azzurro, in bocca al lupo per tutto. PS, magari un giorno faremo qualche video su un campo di calcio sul mio canale. Mi ha fatto assai piacere, ve lo giuro. Cioè mi ha risposto bello, grazie Jenny. Altro giro, altra corsa, altro giorno, altri giocatori che mi hanno risposto, non ci voglio credere. 2 in 1 nello stesso giorno. Adesso vi faccio subito vedere. Allora, il primo, Gennaro Tutino, che però mi ha mandato solo un messaggio scritto. Ha scritto: ciao frate, col cuore azzurro. Che c'è già dice poi Gennaro? Non fa niente, vale lo stesso, dai, gliela facciamo valere lo stesso. Non mi ha mandato il messaggio vocale, lo so che la challenge è diversa, però comunque mi ha risposto. Grazie per la risposta. L'altro non immaginate chi mi ha risposto. La storia, guardate qui, ve lo faccio vedere senza averlo aperto. Ciccio Caputo ha inviato un messaggio vocale di 7 secondi. Sentiamolo. Ciao grandissimo, grazie, sei il numero 1, sei un grande. Ti mando un abbraccio e un saluto. Non ci credo, come sono il numero 1. Come sono il numero 1. Ciccio Caputo, sei un grande, ti mando un abbraccio. No, ti voglio benissimo, ti voglio bene, Ciccio Caputo. Tra l'altro, guardate qua come stresso Ciccio Caputo. L'ho taggato in diverse altre cose. Quella là proprio storica è l'asta del fantacalcio con OCV, con Massimo, con Luca, con Manfredi. 89. Ciccio Caputo, questo è per pochissimi. No, non ci credo. Io ho messo un cuore e gli scrivo: Ciccio ti amo. Ciccio grazie mille, numero 1 col cuore azzurro. Spero di poterti conoscere un giorno. E va bene così. Ferma. Un nuovo giorno e quindi un nuovo calciatore che ci risponde con una nota vocale. Chi è? Salvatore Monaco del Padova, quindi Serie C. 4 secondi. Ecco la chat, sentiamo. Ciao Giovanni, un saluto, a presto. Ciao Salvatore, a presto. Ti aspetto per un caffè. Godo. Grazie Salvatore. E finisce qui questo video, spero che vi sia piaciuto. Era tra l'altro la prima volta che su YouTube si facesse una cosa del genere. Esistono già video in cui si contattano celebrità calciatori, ma non si era mai fatto qualcosa proprio a livello vocale. Quindi spero che vi sia piaciuta anche la variante di questo format. E fatemi sapere qui sotto nei commenti, per chi è arrivato fino a questa parte del video, quanti calciatori mi hanno effettivamente risposto con un vocale, perché io non ho portato il conto. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e come sempre, ciao!